Eccoci qua cari amici, appassionati di mezzi vintage. Siamo alle battute conclusive qua della fiera di Padova e niente, vi faccio vedere questo bellissimo veicolo, furgonato, questo Fiat 1100 BLR, giusto? Giù? Eccoci qua, adesso vi faccio vedere anche chi c'è dentro. È del 1948 e appartiene qua al bravissimo Cristiano. Eccolo qua, spettacolare, insomma io ve lo faccio vedere, sarebbe stato buono che ce lo spiegasse Cristiano, ma Cristiano è super impegnato con i visitatori. E niente, guardate un po' cosa andiamo a trovare. Eccoci Salve qua. a tutti! Cosa fai qua dentro? Insomma, vi facevo un giro su questo bellissimo 1100 del 48 perché Lo vuoi portare a casa? non si fa tutti i giorni, non si riesce a fare tutti i giorni. Spettacolo, cosa dici qua? Gli interni sono buoni? Sono buoni, sono in ottimo stato, quel che c'era da fare di restauro è stato fatto ed è un bellissimo mezzo. Io direi che è un conservato. Queste 1100, fra l'altro, mi è stato detto da un esperto che un tempo venivano ricavate tagliando una vera e propria 1100E e poi veniva attaccato dietro un cassone, un furgone. Questo mi è stato raccontato, però agli esperti l'ultima parola. Eccoci qua, cari amici appassionati di mezzi vintage, abbiamo qua la vecchia Gio, insomma, dentro in questo furgone qua che se la gode, Vieni qua Gio, Vedi qua la Gio che esce, Sì, Gio, c'è. forse è ora di andare a casa. Direi di sì. Eccoci qua ragazzi, guardate qua, spettacolare appunto Fiat 1100 ELR del 48, insomma, direi che un mezzo molto elegante, Sì. vedete qua la Gio, che appunto ci siamo goduti Vi un posso po'. aprire anche dietro? Sì, dai, apri. Guardate qua all'interno, insomma un furgonato vetrato qua, che è abbastanza raro anche Sì, da in trovare. legno, tutto in legno, In legno. guardate la finezza. Spettacolo, qua facciamo sempre onore al grande Cristiano che insomma è un po' quello che negli anni 80 ha iniziato a mettere da parte questi veicoli che nessuno gli dava niente, nel senso che non erano più considerati, erano ormai considerati Esatto. da buttare, e bravo Cristiano ha iniziato così questa avventura, iniziando a raccogliere questi veicoli. Al giorno d'oggi invece negli anni sono stati rivalutati. Ecco qua. E niente cari amici, qua vi saluto, vieni qua Gio, saluta qua, Sì. fai una battuta qua, vedete qua la Gio in mezzo. Bellissimo mezzo che tra l'altro storico del 48 e meritava oggi di essere in questo raduno di Padova. Ciao a tutti! Spettacolo, ciao a tutti, viva la Gio, viva Cristiano e tutti i mezzi storici, spettacolo, ciao a tutti.